oggi ho una pianista padovana fortissima. Ciao Renata, buongiorno. Questo brano che ci hai fatto sentire è molto forte, lo dovevi portare in tour in Europa in questa primavera, invece il coronavirus. Ciao Leandro e grazie mille per l'invito. Il brano che ho appena eseguito è un piccolo frammento della Gondoliera di Franz Liszt. È un brano dedicato a Venezia e faceva parte del mio nuovo progetto intitolato Italiamo. Mi dicevi che eri attesa nei teatri di Londra, di Friburgo, di Valencia, sei persa begli appuntamenti. Ero molto emozionata e felice da questo nuovo progetto, avevo messo tutta me stessa anche per la preparazione, però purtroppo i concerti sono saltati. In che modo il lockdown ha condizionato il tuo spirito artistico? Io ero solita spendere la mia settimana tra Italia e Inghilterra perché collaboro con un'accademia anche a Londra, per cui trovarmi dall'oggi al domani a casa è stato un po' complicato. Poi però devo dire che i miei allievi mi hanno veramente dato tantissima energia, quindi ho continuato con le lezioni online. E grazie anche a questo loro entusiasmo, io sono partita con nuovi progetti e non mi sono mai persa d'animo, devo dire la verità. Grazie per la tua musica e per il tuo impegno. Buongiorno Mattino. Grazie e buongiorno Mattino.